radio. Buono. Buono. C'era prima una persona che era con me su foto, dov'è? Sì, adesso vengo. Se no, al 752, vieni. Ehi, Minchia vedo. che sta a fare? Vedo. Niente, mi metto in servizio e poi penso di fare qualche rapa. Che sta a fare? In realtà stavo andando a prendere l'auto e sistemavo un attimo i conti, va. Ok. Poi vabbè, poi in casa aspetto Big perché voglio completarmi full kit del BMW. Stasera gli sto a mettere pure la roba illegale. Vale, quindi dove sei? Aspetta, adesso arrivo. Che cosa? Malandrino, roba illegale. Vai, perché dopo passano tantissime macchine, come le via, non sta chiuso. A Buda. Che lavoro fatti? Comunque Dani, se mi cerchi sono davanti alla questura. Sei vicino. Mi parte al 762 sono. Questi ce ne sorti, questo fa le orecchiette illegali, stai attento, questa macchina bianca, fa le orecchiette speciali, non ti fidare. Pezzo di merda, quante me ne dice? Oh. Ma sì, va! Ma perché non so sopra la macchina? Scusa, togliti! Che cavolo! Ma quello là viene a fare il casino. Oh, com'è che ti chiami quello che stava con me prima al... Riccardo. Come? Io? Riccardo. Riccardo? Sì. Ok. Bella per Riccardo. Check radio. Jack buono. Ciao, guardato. Ci sta qualcuno che può dare pistola? Io, dimmi. Che ti Tu serve? puoi dare pistola? Mi serve una berretta con 80 colpi. La devi comprare o la devi... Dove la fai? Realtà, L'ho persa. Ok. Due minuti. Allora, andiamo un secondo. Come ti chiami in macchina con me tu? Tony, cioè. dove stai? Ma ti vengo a prendere io? 736. Ti vengo a prendere un attimo. Vengo che così me la dai. Oh, cazzo sto GPA. Rado, dov'è che sei? Fermati al 736. Io sono qua, dal lato di sotto. Sì, Rado. arrivo. Aia. Dove sei? Aia. Anto. Dove? Ma che devi fare? Io mentre che aspetta a te. Ma se ti vieni ti può prendere. Sono al 752, magari lì a centrale si può dire. Cioè vicino alla questura, al centro della questura. Ah, ho capito. Arrivo. Sono in mezzo al 754 e al 755. 736 dove stai, Tony? No, a posto, risolto, sono entrato mo'. Fammi sapere per dopo, ok? Ok. Ciao, Davide, ciao. Dai, dimmi. Devi prendere la pistola per sto qua. L'ha persa non significa niente, la devi ripagare, mi raccomando. Ok. Se c'è qualcun altro che vuole modificare qualcosa di illegale te lo dico.
Ah, Ciao ok. caro. Eccomi. Aspetta un attimo. Oh, chi Ragazzi, dimmi, ammo. fa le modifiche Sì, legali? è alto. Sono in neon qua. Qualcuno di voi vuole fare qualche modifica illegale? Perché io stasera alle 9 mi vedo con il contatto. Ah, no, non Guardi, so. guarda, se si può sì, perché vorrei fare qualche modifica, sì. E che cosa vorresti fare? Guarda, dimmelo ora Oh, che... qualche LED, qualche cosa. Allora, calcola che all'incirca dovrebbero costare dai 50 ai 60k il LED e la stessa cosa le luci. Quanti soldi gli devo portare? 30k? Sì, per l'arma sì. Aspetta, glielo do io così faccio vedere quel cazzo più grosso a sto bambino del merda. Senti, Dimmi, ammo. quanto sta la beretta? 30k. Ah, 30k, ok. Un attimo a Come depositare dei soldi sporchi e vengo. Ci vediamo a Civico? Ci vediamo al Savage, ti dico? Vabbè, come vuoi? Sì, va benissimo. Ci vediamo al Savage. Al Savage. Veggi? Ok. Per una cosa, vieni direttamente al 741 che vado a depositare i soldi così me lo dai. Ragazzi, ma una domanda, dobbiamo fare i campi così? Se non dobbiamo farli vado a fare clave. Ma scusa, allora, domani Quanti abbiamo la sono? riunione. Quanti Ci manca sono poco di LSD, quindi... i soldi sporchi che devi depositare? Quanti ne sono? Compa? Corrado, quanti sono i soldi sporchi che devi depositare? Capito, ripeti? Quanti sono i soldi sporchi che devi depositare? Ce li dai direttamente a noi e te li cambiamo subito. 152.000. Ok. Io Anto anche ce li ho da depositare, cioè li ho depositati alla lavatrice. Sì, ora Sì, li ora puliamo ti sistemo. quelli... Ah, va bene, grazie. Grazie, Anto. ragazzi. Ando, ma da quando puoi pulire i soldi tu? Ma da sempre. Io sto salendo di grazia, sto salendo. Ah, È diventato quasi un siciliano, vero? Vabbè, vieni al Savage, ti do i soldi e tu vendi la pistola. Ok. Già l'ho fatto questo applicativo, Vitte. Ok, io sto sistemando i soldi. Che fa? Lasciami un attimo la Savage. Vai, andiamo. Ma scusa, per questa cosa ora delle armi che mi danno qualcosa? Ah, boh, non ho idea. In realtà questa qua è la mia prima settimana, cioè, ho iniziato settimana scorsa. No, me l'ha detto Big Stesso, dice, ma tu te la senti? E picchi no. Vabbè, più che altro per la responsabilità delle armi, portare il conteggio e tutta la roba. Certo. E poi i soldi li devo mettere là, giusto? Vabbè, ora vado e li Ritorna là e li lasci. Madonna, ti ho visto. Potevi venire qua, ti do soldi sporchi di Corrado. C'ho 852 di Corrado, se passi da qua, dove sei andato? Al 714? 852? Come 852? 852, io avevo capito 154. Ma infatti. Ti accompagno? Ma lasciali in cassa e faccio avanti e dietro di nuovo, dai. Sì, Aspetta, 153 e 20. 53 200. Vic? Vitta, dove siete di preciso? Che te lo avvicino io. 471. Aspettami là, non ti muovi. Ragazzi,
sale, anzi. Allora, la rapina, questa qui è 153. 153 K. Qua 232. Vinto, te le lascio qua a terra? No, no, mettili qua in Stacca, cassa. stacca. Ai, Fallo lo stesso vorrà su applicativo. 69,70. faccio. Prima, sono di prima preciso? cassa, la solita, ora te lo dico. Adesso pulito i soldi, raga. Sì, sì, li stiamo pulendo. Ah. Comunque 852,949. Mi fate entrare. In che cassa li stai mettendo? La prima a sinistra. Quindi la prima. Ma là c'erano i miei, Anto mi sa come soldi. Ma i tuoi sono già puliti, puoi prenderli. Ah, 134.000. scusa cazzo, scusa, Anto No, cazzo. tranquilla, tranquilla, 134.000, quelli là sono. Minchia, buonissimo. Sì, 105, erano 513.000, vabbè, minchia, buonissimo, cazzo. Milionario, un bar, bellissimo. Ho messo arrotondato a 852, va? Voi volete fare un PvP tutti insieme che ci riscaldiamo per i rampi? Sì, tanto ci manca pochissimo di Ok, dai. di LSD Io ci e domani lo penso. dobbiamo consegnare. Bene, calmo. Calmo. Chill. Decilato. Oh, Ma bella anche lui non pagliazza. ha le chiavi, i soldi li ha messi nella seconda cassa. Sì, Poi sì, vedi sì, se sono no, puliti. non preoccupare, Vedi se sto- sono puliti. Vediamo. Vai, prenditeli, sono puliti, vai. Pulitissimi, eccoli. Io Poi vado un le chiavi te li attimo dà là sopra a Camus. lasciare i soldi, Mhm. Ora andiamo a depositare. Me li vado a depositare. Sì, andiamo. Mi prendo solo 5 minuti. Bella zia. A posto, 256 K, va. Dove è l'officina legale? Fra, sto cercando di capire anch'io dov'è. Ho sentito qua tra i ragazzi che qualcuno lo conosce, magari mi prendo il contatto e vedo di beccarlo. Anche se, vabbè, sarà qualcuno che la gestiva già, forse, secondo me, non ho idea, sinceramente. Vediamo, magari riusciamo a fare qualche modifica decente. Ah. Allora. A posto, questi li abbiamo sistemati. Corrado, ho pulito anche gli altri. Di dove sono? 471 cassa 1. Dove è scritto il messaggio? Già li avete puliti? Vai, sì, ho già sistemato. Ok, ho depositato gli altri. Vic. Scusa, Victor. Uè. Avevo lo stacchiotto. Che- Scusa, ma a lei fa le orecchie col culo? No, usar 6000 è quello che è. Non sono ricco, magari lo fossi, fra. Non sono per niente ricco. Gorga, vuoi fare la capina? Mi piacerebbe esserlo, ma no. Purtroppo nada.
Oh già, Jack Coglio. Che me li sto prendendo. E per fare il grappa dice Anto, così facciamo o due o... Vabbè, capito. Io due. Rapa non ne voglio fare, l'ottaggio del rapa ho fatto, basta. Ah, allora non vuoi fare il grappa, ok. PvP sì. Vabbè no. Ora si sta degustando i soldi che ha pulito. Buonasera. Buonasera. Possiamo fare un PvP per riscaldarci, raga, dai. Vai, PvP, vai, tanto. Secondo che mi deposito i soldi in banca Sono ci caldo sono, eh? come l'acqua. Aspettate. L'acqua è temperatura ambiente. Io sono freddo in questo momento, poi divento tiepido e poi divento caldo ai campi. Queste sono Vabbè. Au. le cose giuste. Sì, Anto. 869.000 euro in banca, ma Ragazzi, entrate tutti in PvP. sì, sto male. Ma così, tra poco 1 milione mi faccio. Va bene. Ci sono. Metti 15 minuti. Appena inseguito appena tirato sotto un finanziere. Come? Vabbè, dai, lo superi con con la macchina che abbiamo, un po'. In realtà sto usando la mia. Voi senza maglia? Check. Buono. Ok. Chi cerchi? Chi senza le maglie? Noi. Andiamo a vedere se ci ha usato, ma non penso. Ce ne avrebbero già mandato il messaggio. Zio scappa che arriva la pula. Ah, che cazzo di arriva la pula, bra. Anche se Accendo un fosse. altro. Non penso Chi faccia c'è qualcosa. radio? Vito. C'è Big? No, ora no, non c'è. Tutti me li sto facendo. Ando non c'è neanche? Dici Tony Montana? Sì, sì, sì. Sta in PvP. Chi c'è in PvP? Hanno già iniziato poco fa in realtà. Vedo Corrado, Montana e qualcun altro, altre due. Tu dove sei? All'officina? No, in realtà ero in officina, sto andando all'usato a vedere se c'è qualcosa da poter vendere. C'ho un paio di macchinine da vendere. Cosa vuoi vendere? Che io devo comprare una macchina. No, in realtà le macchine che ho sono di merda. C'ho una Punto, una Panda, una Twingo, tutte in auto base. Ah, Poi c'è una auto che è la Kawasaki, c'è la full kit se vuoi. Le altre auto la sono moto- da passo. Abbonamenti quanto in è la città. moto? Ma non so neanche quanto sta, te la farei a 100 solo perché l'ho pagata 60 full kit, cioè sta quasi 200. Ah, sono disponibili. Però se vuoi informati tranquillamente e mi fai anche tu un prezzo easy. Salve. Un minuto che modifico una macchina. Salve, cliente. prego. Niente, volevo sapere se è possibile vendere delle auto, sa, quelle auto a poco prezzo. L'importante come è dire. che non siano bit, che Non è non la siano, Skyline? scusami, full kit. Oh, una Punto, una Panda e una Twingo da vendere. No, nessuna delle tre, non le Ah, vendiamo, ok, sono macchine appunto. invendibili. Poi cos'altro c'ho? Vabbè, la Kawasaki Ninja, ma mi ha detto che è full kit, quindi non va bene. Sì, ce ne abbiamo due, sì. Sai che non ricordo quale altro auto. No. Vabbè, vado a vedere un attimo e ritorno, ma questo vai, qua sì, sì, volevo sì, sì. vendere. Sì, Arrivo, sì. niente, non si vende niente.
cilindri, Verino, Twingo, di Fiat Panda. Questa qua, la moto, che altro c'ho? Questo, Nissan Titan. Punto civile. E niente. Nissan Titan però bello, ci sta. Vabbè. Il campo vuoto, raga. E niente, adesso risponde, c'è disponibile. Come? Dicevo che il campo è vuoto. Allora, stranissimo, quando sono entrato nel gioco parlando per RP, tipo la qualità è cambiata. In che senso? Poi tipo vedo tutto un po' più pixeloso. Ah, strano. Sì, infatti tipo, non vedo neanche più gli FPS che prima li vedevo, infatti ho dovuto rimettere. Aiuto. Tu quando lo paghi l'autoservicio sul kit, visto che lavori lì? Io lo pago come gli altri in realtà, cioè devo chiedere a Big se mi fa uno sconto, ma dipende dal tipo di auto. Quanto costa il V12? Credo è più di 100.000 sicuro. Ma se... su che auto stai parlando? Cioè, ieri volevo comprarmi la CL65, la Mercedes, vado Sì. al Fontana, provo a comprarla e mi dice no, non puoi comprarla se non mi dai la patente di guida o un documento. E c'era la patente? No, E perché non la fai? Costa un cazzo. ma mi stufo andare là a fare le guide, quiz. Sì, ma ci perdi 5 minuti, ma almeno compri le auto. Vito. Io ho detto fammi far vedere l'auto se gli piace o meno, però in realtà voglio sistemare solo che costa un sacco. Salve. Vorrei un colore decente, solo che non ho idea di quale fare. Ho detto chi meglio di un venditore d'auto sa. Vito, Poi, l'assetto cos'è? come? Io sì. Mi sentite? Sì, ora sì. Ok, no, Dovrebbe ero mezzo mantenere l'auto più bassa. No, tipo, sai ma quando non- uno non si è comodato l'assetto? Com'è? Con la E che veneno. sono gli ammortizzatori, Molto tipo, meglio. Guarda, c'era molto l'icona meglio. degli ammortizzatori. È Ti solo- piace? È bella, mi piace. Sì, è bello. È solo che devo sistemare un attimo il colore. Non mi piace tantissimo E il così. kit di stanziamento. Il colore Se vuole Sì, mio sì. fratello per i colori è un campione. Sì? È vero. Mio fratello per i Tutte le colori... macchine me le ha fatte lui. Zio. Ah, bello. Dove lavora? All'Autorace. Ah, l'autorace, ho capito. Sì, è Jimmy, non so se lo conosci. Ma ho sentito dire, ma non di persona. Lui è abbastanza in gamba a fare queste cose. Ah, ok. Magari posso passarci, dai, non si sa mai. Sì, magari un po' più sul tardi. Ok. Vabbè. Va bene, tanto al limite lui ha il contatto. Sì, sì, vabbè, se poi te lo passo, ve lo passate voi, non so. Vabbè, dai. Tanto è lo stesso mio. Adesso io ho il numero di mio fratello. Sì. Vediamo un attimo. Ok. Chi c'è però in città? Ora nessuno, in realtà. Ah, ok.
Mamma mia, ogni volta che mette l'ad Marty Smith mi viene un infarto. Adesso un po' che non la vedo. No, adesso l'ha messo. Riesco a mandarmelo? No, non vedo lei. Un attimo. Ah, ok. Ragazzi, chiedo una mano. Al 749 c'è uno con la nostra macchina. Là. Vada. Come si... Ah, Jimmy... Ho capito. Va bene, dai, allora nel caso provo a chiamarlo più tardi, vedo se è in città e magari ci passo. Va bene. Vabbè. Vabbè, in caso ti avviso io se... Ok, no, più che altro non so se ci sono io, capito? Pronto? Più che Ah, altro ok, per va quello, bene. sì. Va bene, va bene. Va bene, dai, ok, ci... Hai riaperto Che- il... Mollica, sì, l'hai aperto. Ora, non Sì, so sì, chi ma è mi la ragazza sembra... che ci sta. Ah, il proprietario adesso lo vedo più attivo rispetto a quando c'era Big, veramente. Ah, non lo so, c'è solo lui ora che lavora, giustamente se l'è preso, penso sia anche giusto che, diciamo, ci stia, no, nell'attività. Certo, certo. Sì, ma comunque secondo me il Mollica è messo troppo male nella mappa. Sì, sì, là era da spostare. Cioè, se tu lo metti qua o lo Quella roba là, metti sì, al bravo. centrale, Se già spostassi quanto tipo di minchia qua, lavori, lo sai. sì, sì, vero, se lo spostassi di qua, tipo, va, lavorerebbe molto di più. Minchia voglia. Poi perché è molto più comodo. Eh sì, là sta buttato fin giù lì, tipo, Cioè, insomma, ci devi sapere che esiste, se no... esatto. Anche Molte perché, persone gli ho detto andiamo al Mollica, ma dov'è sto Mollica? Perché esiste il Mollica. bravo, sì. No, ma banalmente le macchine ci passano da, diciamo, dal casino all'ospedale, è solo che... Ah, è sì, sem- ma non ci passa eh, veramente più nessuno. Cioè, da eh, quando ho smesso di frequentare quella zona non ci passa più nessuno. sì, lo so. Stando a un lato è un po' scomodo. Beh, per dove stai tu adesso, sì, ci passi da là. Però comunque io tipo che sto qua, gli spostamenti che faccio sono qua, l'usato, quando è, vado a caccia. Vai Capito? a Non la caccia? Fai faccio. caccia? Sì, sì, cinghiali in Sardegna. E c'è il porto d'armi? Sì, c'è il Porto d'Armi. Ah, beh, buono. C'è pure la 9 mm. Oh, il fucile da caccia. No, no, io no, invece tutta sta roba... Cioè, o meglio, ti direi... Sì, ma non ce l'ho. Ah, capito, capito. Ok. Vabbè, dai, boh, vado a vedere un attimo se ci sta Paolo qua... Cosa, l'armeria. Mm. Anche perché... Perché Pablo lavora qua? Sì, ora sta l'armeria qua da... Sarà da una settimana, va, più o meno. Ah, ok, perché mi ricordo che lavorava all'Auto Savage lui. Eh sì, poi ha fatto sto piccolo upgrade. Ti posso richiamare? Quando vuoi, anche perché... Sono un attimo alla logistica. Vabbè, tanto penso che non ci starò. Chiudi, dai. Ah, ti chiamo dopo. Ok, ok. Ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. E niente, è la logistica. Ho capito. Allora le armi le prendono alla logistica? Sì, penso di sì. Hanno cambiato la roba del... Prima penso fossero tipo craftate là dentro, invece ora... Ah, sì. Vuoi che ti riparo la macchina o ce l'hai kit tu? Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho. Uno ma ce Ah, l'ho. a posto, a posto. Anzi. Vabbè, dai, mo aspetto un pochettino, anche perché sicuro si distruggerà molto di più. Sì, ma ma poi questa qua si distrugge instant proprio. Sì, ma Come si la distrugge Bugatti instant, Divo, è come grazie la mille per Bugatti il follow, Divo. fa. Sì, si distrugge un Stai sacco. occhietti? Sì, sì, sì. Un saluto a tutti. Si distrugge un sacco e la benzina, compa, finisce subitissimo. È vero, io ce l'avevo Mamma. qui come aziendale. Ce l'avevo Sì. così, uguale, identica. Ah. Sì, cioè, sai perché lo usavo per andare fino al garage e prendermi la mia macchina? Ah, spreca un sacco. Che poi costa 1.650.000, non ci vale, secondo me. Questa dovrebbe costare 800k. Dici? Sì, per valerci dovrebbe costare 800k. Ma però di prestazioni ci sta, oh. Ma veramente neanche tanto. Cioè, la Divo mi fa 3. Cioè, va più forte di questa, va a 370, 380 e costa 1.500.000. Eh sì, no, non lo so, non mi piace tantissimo, capito? Cioè, onesto, come bellezza mi piace più questa qua. Vabbè, sì, come bellezza sì. Però comunque non mi piacciono
il laterale di questo, cioè le gomme. C'hanno uno strano segmento. Magari le puoi cambiare. Eh Cioè, sì, più che sì. altro, questa ci devi giocare con l'assetto in sta macchina, perché se gli fai Sì. l'assetto in questo è tutto. Se vuoi te lo faccio, zio, vabbè, tanto tu lavori là. Eh no, sì, lavoro là, va. Ma l'ho lasciato c'ha solo il motore 4, perché me l'hanno dato. Mm. Sì, sì. Ma poi di questo sono belli gli interni, sono curati, sono fatti bene. È bello. Salve. Sì. Sono nel posto sbagliatissimo per fare questa cosa. Vabbè, dimmi. Per caso voi cercate un'auto? Eh, questa? Sì, vabbè, mo è rotto, mo gliela riparo un attimo, gliela faccio Ah, vedere. no, ce l'ho, a posto, ce l'ho i kit in ogni caso. Comunque, carina, quanto la fai? Questo è il full kit. Quanto la fai? 4,50. 3,50. Perché è full kit, molto full kit in realtà. Accetti uno scambio? Dipende, dipende. Oh, facciamo un bellissimo scambio, mo che ci siamo. Sì. Una Io- Lamborghini per questa. Non lo so, zi, quello mi sembra un po' difficile. Eh? La Murcielago sì, la Murcielago, però vabbè, non ce l'ho personale. Ti posso offrire una X7 full kit con assetto e va a 380 km/h. Posso vederla? Aspetta, ti mando la foto, zi. Io in realtà, raga, vi dico la verità. Sì? Sto perdendo la testa per quella Lamborghini che avete là dentro. Quella là. L'essenza, zi. Quella blu, quella, penso che quella, aspetta un attimo. Ah, la Sian, la Sian. Questa blu è la Sian. Bellissimo. Sì, in questo momento io 450k non ce l'ho, quindi se vuoi possiamo fare uno scambio. Apri il telefono e ti mando la foto. L'airdrop. Accettalo. Questa qua ho capito quale me la volevano già vendere. Il problema è che cerco sportivi, cioè cerco auto basse più o meno. Zi, se vedi questo è il rasoterra, cioè io ho fatto l'assetto che tocca a te. Oh, bella Saraghi. Sta a posto? Ti piace la macchina? Bella gattino, dove stai? Dove stai tu che ti possiamo prendere? Io sto fermo qua a Check parlare radio. con Oh, Big. Check buono. Non potete capire che me so fatto. Calcolato. Primo romano di BRB a Mi partita interessa quest'auto, è 104. molto bella. Cioè se Felix, accetti scambio... Scusami, mi Vai là. allontano un attimo, magari te lo Come propongo. Va bene, Mi sono va fatta una bene. cosa Ok, di ciao, stabilità ciao. mentale, quelle robe là. Radio? Oh, stai sì, dove state, raga? Che vi passa a prendere a tutti quanti? Gatti, io sono al PTP. Io sono al Fontana. Mi passi a prendere, Gatti? Sì, ma possiamo prendere a tutti quanti, facciamo E allora io me ne vado. Andiamo prima al Fontana e poi andiamo a prendere a lui. Va bene. No, vengo io a Fontana, ci vediamo là. Va bene. Gatti, mi hai abbandonato. Gatti, ma tu ce l'hai la Mercedes CL? No. Perfetto. Sì, so dove pulire i soldi sporchi, o meglio, devi avere un contatto diretto con qualcuno che ti fa sto favore in realtà, perché non puoi andarci tu direttamente se sei una persona con... Gatti, Sai, lavoranino, un hai biglione parlato con Volpi? Incredibile. Oh, Stefi. No, non ancora, non ho ancora visto in niente. città. Frate, ti consiglio vivamente di fare come abbiamo fatto noi, perché abbiamo parlato con Foxside. Sì, perché ci sono le cose in corso, stanno vedendo tutto. Ma una semplice riparazione quanto mi viene a costare? 500. Ok. Però non deve cliccare, non lo deve fare qui sul banco, la devo fare io direttamente. No, sì, stavo vedendo i colori. Ah, ok. Provvedo a fare la riparazione? Sì. È un attimo che vi faccio la fattura. Marty Smith? Sì.
Pagata la fattura? No, aspetti. Ok. Pagata. Sì. A posto. Grazie. Vuole che gliela pulisco anche? Alla cosa? Niente, provvedo io. La verniciatura mi stavi dicendo? Grazie. Sono i costi che vedo lì o costa di meno in realtà? No, i costi sono quelli là per la verniciatura. Perché mi sembrava abbastanza, non lo so. Per una- No, vabbè, per l'auto che ha, immagino di sì. Perché mi costava 70.000, mi sembra mettere Lo il so. colore. Costa bene. parecchio, va. Scusi, aspetti un secondo che ancora volevo guardare il... Ok. Tu me li puoi pulire, fra io te li pulirei anche, ma ti direi di no. Poi dipende quanto chiedi per la pulizia, cioè quanto vorresti fare dalla pulizia. Obi, Cioè, dove ragazzi, stai? faccio un attimo esco e rientro. Ma 11 sporchi, però sono 3.000, va. Un attimo, sto Puliti. litigando con dei parcheggiatori abusivi, Arrivo. Questo è bello. Anche se rossa non è male, Dove stai Anche se litigando con questi guardi a me parcheggiatori abusivi? questo colore... Vediamo, non si è rotto un secondo. Niente, aspetti che non sta uscendo più. Ma c'era un Gatti, io me ne sto colore. andando. No, perché? Mi sono comprato la macchina. Fai parcheggiare e ritorna. Cioè, così è figa secondo me, lei che dice? Non le piace. No, però dai, ognuno ha i propri gusti. Cioè, secondo me questi colori un po' pazzerelli sono. Questa è carina. Anche Verde. questa. Questa è molto, come dire, eccentrico, va. Ma si vedono in giro questi colori? Perché non ci ho fatto caso. Un paio di macchine le ho beccate, non Ferrari, ma... O questa qui, tipo questa qua secondo lei darebbe nell'occhio o no? se Perché non, tanto... se non date nell'occhio questo, cioè... Beh, male non è, dai. Anche di qualcosa di un po' più tranquillo. Un po' questo, dai. Anche Salve. questo colore è molto Salve. bello. Che cosa le serve? Una domanda. Vedi qui, c'è scritto V12. Ma quindi Ok. lei pensa che se ci mette un V12 andrebbe, va meglio del full kit? Che auto è questa? CL65? Una Mercedes CL. No, 65. fa già 300 credo, giusto? No, No? non penso. Ma ce l'hai cioè ce l'hai il full kit? No, non ce l'ho il full kit. Se vuoi gli faccio la scansione. Guarda. La scansione? Ah sì, perché tu lavori da qualche parte se non sbaglio, vero? Aspetta, vediamo. Allora. Dove siamo in officina? Perché distrugge la sua auto, mi scusi. Vabbè.
Allora, vediamo. Ora vi dico quanti cavalli ha. Ma lei come si chiama lei? Io so Vito. Ah, capisco. Perché quella persona è così? Quale persona? Quella lì. Boh, non lo so. Sì, Mi scusi, non ma lo perché so. lei è vestita così? È vestita? Scusi, lo so, sono uscito ora dalla spiaggia, giocavo a calcetto, mi piace stare. Ma mi fa paura così, lei. Mi fa paura. Scusi, hai ragione. Niente. Ti conviene fare il full kit e basta, va. Non ti conviene Non ci sta il mettere V12. Ah, non ti conviene metterci il V12, capito? Perché? Perché l'auto rallenta, cioè andrebbe molto male. Ah, vabbè, allora me la modifico, mi metto io. Ma per te sarà chi un 20 cavalli. Poi, che fai? Si mette in mezzo all'auto. Big! A dove sta Big? La Big se n'è andata. Ancora meglio? No, Bit, c'è un problema, scusa. Che roba c'è? Io oggi ho fatto trasmissione e tutto, mi ha preso soldi. Sì. L'ho salvata. L'ho fatta proprio come... Ma l'hai messa in garage? Sì, e non ce l'ho più. E parla con il proprietario. Un attimo! Ma il proprietario è la mia macchina. No, il proprietario dell'officina. È un po', Salve, un signora. po' nervosa, signora Smith. Ah, io lì. Aiuto? Che piano con questa macchina? Oddio, Ma che cazzo? Oddio. Cosa? Ma Ai, che Aiuto, botta. aiuto! Ma è con denuncia sta qua. Ai. Non la sentiamo. Elizabeth Smith. No, me aspetta. Perché l'ho fatta io stessa, capito? Sì. E il fatto che l'ho fatta a me stesso. Ho capito. Però quella là che fai tipo in automatico, non è presente quando ti si Sì, sì, quando ti fai l'autofattura. No, non l'autofattura, proprio là direttamente al modifica veicolo. Ah, ok. No, dico, ma poi l'hai messa in macchina. Certo. Cazzo. Cioè, l'hai messa, scusami, in garage. Sì. Ma mi sembra strano. Salve. Salve. Salve caro. Ciao bello. Oh, raga, mi sentite? Sì. Vieni qua. Dimmi. Dì che a me me ne bisognano pure due. Ma che? Sì, sono... È in radio, non le sentite? Ah, no, ce l'ho mutato, va. Non lo so. Digli a Ando che gli dice che a me bisognano due. Lui lo capisce. Due. Per me, in officina. Allora, a regola sì, cioè se tu vai... Salve. Ciao, Vit. Poi. Un ragazzo gliel'ha alzata la macchina, ok? Però lui non l'ha salvata in garage. Oh, se tu Stefi, vai in mi garage hai e la prende... Dovrebbe riabbassarsi. Stefi? Ok, allora faccio questa prova, nel caso torno. Ok, va bene. Grazie Vito, ciao. Figurati, ciao. Buon lavoro. Anche buon viaggio, buon giretto, va. Che vuole quello là con quell'M8 di merda? Oh, ma chi è sto coglione con questa macchina di merda? Oh, sta giallino di merda, adesso è via là. Oh, prima quando mi servivi non ci sei stato. No. Scemo. Ora mi sono liberato, scemo. Scemo. Oh no, mi chiama Vito. Scusa Vito. Aspetta. Ma Vito, Aspetti, Vito, lo sai cosa mi sono signorina. andato a fare? Ma che Il fa? romano apparsa. Ma di nuovo! 104. Di nuovo! Signora, vogliamo. scusi. Mi sono andato a fare 104, Vito. Ma come, dai. Mi scusi. Tutti sulla mano. Mamma mia, che bordello. Sta creando traffico. Faccio. Al garage me la dovrebbe... Ah, Mi scusi, ok, signore. sì. Mi scusi. Ok, andiamo. Mi sente? Ah, tutti sulla mano. Sì. sono Big, Sì, certo. Mi scusi, signore, le spiego. Io ho fatto le modifiche all'auto da solo. Così me la puoi riparare? Sì. 68.000, ho messo trasmissione. Ma non me le lo conviene posso uscire dire. fuori, Ma altrimenti guardi- è un casino. Va. Vabbè, comunque quella che fai modifica veicolo. L'ho salvata in garage, ma non me l'ha salvata. Vabbè, ora ve la sistemo. Vabbè, andiamo Vito? fuori. Oi, Mi pare che posso cambiare il colore trasmissione delle e ruote? sospensione. Aspetta, ora te lo dico. aspetta, fammi fare sta riparazione, sennò questa non me la Dove è tolgo andato? più. Un attimo, signora. Chi è quello là con il cuore? Aiuto, aiuto.
Piano, piano, Elizabeth, la signora. vedo un pochetto agitata con questa Un macchina. attimo. Modifiche, ripari, non so. Sì, sì, certo. Elizabeth, e com'è che tu avendo Ma chi questa... è cioè lavora... Elisabeth, scusi? Ma non è le... Ma come si Ah, no, permette di niente. chiamare con altro nome? No, no, questa cioè cosa? mi scusi signorina, veramente, le chiedo perdono. Chiedo perdono signorina. Ma tu lavoravi all'autodromo prima, eh? Alla? No, no, non Ah, lavoravo lì, basta. No, non lavoravo lì, non ci ho mai lavorato. Signorina, mi posso autoaccompagnare al garage? Se vuole può venire insieme? Aprimi sta macchina. Sì, ma ancora io la Perché vedo devo capire, storca, va? non so. ora vuole Bene, polizia un giro autogratis. faccio. Vieni con me, vieni con me. Poi, che è qua? Attenzione, Ciao bello, ciao Carlo. un attimo che ora pulisco. Ferrarino. Yo. Bella la zonda. A posto, signora. Grazie. Ah, ma lei è il grazie. coso del... Che sono io? Che sono io? Voi siete ragazzi che lavorano al... Dov'è? Mi scusi. Ma quanto costa questa macchina, signore? E niente, il signore non c'è. La mia? Sì. 1 milione e passa di listino, più modifica tutto, 3-4 milioni. Ah, carina. Ma va veloce, sì. E niente. E sfondiamo la veneno. Quanto 2 viene? milioni e mezzo. No, non è male, ma è full kit. Signore, leggo l'avvenino. Sì, mi dica. Non vede che la scocca di questo appunto com'è più... come più sportiva di questo veleno? Sì, certo, immagino. Sinceramente io la consiglio, Sì. Con tutto il rispetto, la mia macchina non è al suo livello, Mi sta forse il dicendo che contrario. mi vuole scambiare l'auto per farmi un favore, immagino. Certamente, esatto. Certo, immagino. Dai, scherzi a parte, complimenti per la macchina, bellissima. No, grazie mille, grazie mille. Arrivederci. Quando le serve mi contatti. Grazie. Io sono sempre... Posso andare, se no anche loro mi uccidono. Vabbè, va a fare questi stronzi. Ciao Vito, quello ricco, ciao Vito ricco. Ma che dici? Avido. Poi, Come quella officina sempre. Che bella. sì, senza... mi serve il Ma è cash. bit questo? No, no, Come te la fa Zero, il Luxury. meccanico sta Oh, grandissimo basta. No, vabbè. Ti viene 100k a modificarla però. 100k. Oh, Gianni, ti piace la macchina? Gianni! Attimo, Vito. Così va bene? Fra, devo staccare ora. Aspetta, prende il servizio, arrivo. Oh no, fermo. Non ti faccio niente. No, Le ruote dai, così no, vanno no. bene? Spaventi, mamma mia. Certo, no. Cioè non è perché ti faccio così. Vedi che macchina mi piace? Ho visto dalla tua live. Ah, troppo Io bello. ti spio, pezzemmen. No, ho capito, Vitto. Ah, io picchiazza mia, Vitto, ma fai occhietti? Occhietti, sì, fra. Ah, non l'ho già mai visto con occhietti, no? Sì, sì. Perché mi sa che non è tipo stimolo ufficiale. Non sono che esce ufficiale, la sì, cosa. non esce la notifica. Ma penso che a breve, spero di diventarlo. in realtà, va. Ma ci sono dei requisiti minimi tipo? La No, durata... no, devi solo... devi solo Devi fare tipo un sacco di là, cioè voglio vedere come fai le live. Se mi piace ti metto occhi. Sì. E poi li devi fare, diciamo, non ogni giorno, ma non una volta a settimana. Sì, sì. Tu Vitto li fai sempre. È vero. E se puoi fare pure il full kit... prendo tutto. Pam. Beh, io penso che corro via. Che Vitto, puzza ma che poi c'è. andiamo a Che prendere le puzza che c'è caramelle, qui. quando ci andiamo a prendere le caramelle.
Mo Andiamo. ci mettiamo d'accordo, vediamo, andiamo al supermercato appena possibile. Guarda che Mi bello. servono soldi, datemi soldi. Ma ora non tenere in considerazione che qua ci stava Aiuto, euro. Lui ce li ha i soldi, qua. Quello che se ne va di là. Ma io c'ho 1 milione, però vabbè. Io ho 500.000, però vabbè. Dai. Quanto c'hai, Vito? Ora? C'ho minimo 4 milioni. No, ne ho 400.000. Ah, ne ho più io di te. Come me, Eh sì. come me, andato? 469.000 c'ho io. E ne ho spesi Dopo quando 1,9 qua. No, non penso che ce l'ho. Minchia. Sì, col livello motore 4. Invece Victor io c'ho No, io- 389.000. Noi non accettiamo buono. quelle persone, no? Dai. Vito, non accettiamo quelle persone. Ah, l'officina persone aperta- le accettiamo. l'officina è aperta a tutto. Dai. Quanto me la fai la Faccio pulita? loro sta macchina per grazie, cacchio. non ti preoccupare. Chi te la sposta? Mi dico. Ma... Gattino? No, chi deve essere? Che deve essere? Gattino così non si Gattino! Fa l'abusivo, fa Gattino è il mio l'abusivo. idolo, gattino. Ciao capo. Allora, vediamo un po'. Minchia! Madonna! Madonna, raga. In sta macchina, cambiarci il paraurte davanti costa quanto una macchina? 60? No. Non aspetta Big oppure non Bella faccio questa. cazzo. A 320 arriva questa macchina fulchizzata. Quale macchina? Dici pure. Damn. Il BMW, cioè pure se ha il V12 a 320 arriva. Ragazzi, prima ho fatto un paio Vito, come ti sembra così la macchina? Big, quanto il gli video è faccio le bello. modifiche al gatto Questo bastardo? ce No, l'ha- però con il dietro non mi piace tanto. Dici? Io te VP. No, un Vabbè, bagno questa sta con Raga, ti distruggo. ma comunque è bello. Un bagno sono troppo forte. Vai, vieni da me, Ci ma c'ho sto colore tu pensi? È troppo bordello. Senti, il grigio ci sta, Vieni da non è me, vieni. brutto, Perché ho tantissime macchine nere, ho detto vabbè, Bella un macchina, pochettino. sta A bella. posto, la sì, macchina è sì. pronta, vai a mettere in garage. Ci C'è sta. pure full kit? Questa macchina bianca mi sa qua. Oh, è mia! Fuori, chi No. parcheggio qua? Fora! No, troppo Fora! Parcheggiatore, gestisci la situazione, Vai! Ciao capo! Caro te, 5 ore a piacere, c'ho famiglia. Aspetta un attimo, Bello, c'ho famiglia a casa, c'ho i gattini a casa, per favore. Un attimo. C'è Perché sei gattini a vestito casa? così? Perché sei vestito così? Specchio parcheggiatore. Ah, vero, serio? Ragazzi, mi vado a fare un Minchia, pipì veloce. addirittura sparare mi sembra un po' eccessivo. A posto. Posso? Così va bene. Ok, Vada, ok. vada. Vabbè. Arrivederci, buon uomo. Oh, che ho te lo tolgo. Che deve fare questa macchina? Però ci fa la roba estetica, il paraurti, lo spoiler. Ragazzi, io mi sto facendo un PvP da 5 minuti così mi risparmio un altro poco. No, mi serve un po' per estetica, per cazzeggiare. Oh, Big, mi devi dare una mano a fare il full kit quella là. No, beh, allora Big, se ci vuoi tanto non fa nulla, sincero. Fammi sapere. Ragazzi, tu lavori e dopo te lo puoi fare. No, fra sta roba considera che un pezzo mi costa 60k. Ma dai, che so per te, per No, quanti soldi fai? No, io penso che lui minimo a 500k nel fondo. Ma voglia. Minimo. Anche di più. No, comunque no. No, raga, è uno spreco di soldi assurdo. Va forte, stavolta. Neanche. Beh, ragazzuoli, ci becchiamo più tardi, va. Ciao, Ciao, ciao. Vito. Ciao. Ciao, Trumu! L'orecchietta a me! Ehi, che è qua? Salve. Salve. Come mai entra abbassato? Lo so. Ah, ok. Che pesa? Ah, è pesante il borsone? Sì. Ai. Attenzione a questo qua che sta entrando, raga. Non so, sta venendo da voi con un borsone pesante. Mio amico è gay. Ah. È un amico gay di Latina. Beh, raga, grazie mille di essere stati qua per un po'. Ci becchiamo prossimamente, dai.